Il punto non è la qualifica a differenza o a uguaglianza, siamo persone, ognuno deve portare le sue capacità e deve poter essere eletto per quello che è, per quello che può portare. Le norme che sono state soppresse erano una delle varie misure che il Consiglio regionale si era dato e aveva messo in atto per favorire appunto la partecipazione alla vita attiva della politica del genere meno rappresentato, che attualmente è quello femminile. E quindi trovavo poco coerente in una norma dove si introduce un'ulteriore misura per favorire, dopodiché si può essere d'accordo o non d'accordo, per noi la doppia preferenza di genere porta più abusi che non possibilità, mentre invece altri tipi di incoraggiamenti o comunque di misure che possano favorire ci sembrano più utili, e quindi è per questo motivo che chiediamo di ripristinare quegli articoli che avevano misure appunto volte a favorire la partecipazione del genere meno rappresentato attualmente e che rimarrà in vigore anche quando la situazione si capovolgerà, e quindi è a tutela in generale dei generi meno rappresentati.